dalla scuola alle lezioni private. Molto impegnati. Abbiamo scelto di non prendere l'autostrada, abbiamo attraversato tanti paesetti. Almeno non ci siamo annoiati, abbiamo visto qualcosa di diverso. Ragazzi, quindi siamo parcheggiati in un parcheggio privato di un ragazzo che ho conosciuto, francese, che abita qua vicino, e mi ha dato la possibilità di dormire qua dentro, ed siamo di fronte al centro commerciale più grande d'Europa, uno dei più grandi a Letto Rita. Domani mattina ve lo facciamo vedere. Dormiamo qua tranquilli, gratis, e domani facciamo una passeggiata nel centro commerciale. Ma adesso ci facciamo una bella cenetta dopo diversi chilometri percorsi. Si va a fare un po' di shopping, Rita. Sì. Di cosa abbiamo bisogno, Rita? Abbiamo bisogno di un trench, siccome c'è ancora freddo qua. Ci serve un trench. Ci serve coprirci un po'. Adesso lo troviamo qua avanti, ho visto, era forse a Mango, forse qui. Qui. Sì, bellissimo. Bellissimo, ti sta benissimo. Scuola finita, buongiorno a tutti amici, ci spostiamo da Lille. Io e Rita abbiamo fatto due acquisti in questo mega centro commerciale. Stiamo uscendo dalla Francia e vi portiamo in Belgio, ragazzi. Mezzogiorno e 35, 43 minuti e siamo già a Bruges in Belgio. Bella cittadina e non vedo l'ora di farvela vedere, amici. Ragazzi, benvenuti in Belgio. Iniziamo a vedere tutti i cartelli e tutte le macchine targate Belgio. E siamo a 30 minuti da Bruges. Mi aspettavo comunque un cartello al confine con Belgio eccetera, non c'era. Sicuramente a un certo punto di questa autostrada siamo passati in Belgio e infatti i cartelli non sono più in francese. Parcheggiamo in strada, in questa autostrada, così vediamo anche il primo prezzo del carburante. In Francia era 2 euro e qui è 1,78 euro, quindi già 20 centesimi in meno. Ci siamo fermati in autostrada, tempo record, un riso verdato e un po' di fettine che avevamo in frigo per noi, 2 pomodori, un'insalata, pane, vino e basta. E poi proseguiamo. Siamo a 25 minuti da Bruges e abbiamo trovato anche già un parcheggio. Siamo adesso in un autogrill in mezzo ai camion. Tempo sempre incerto. Fettina, pomodori, come vi ho detto, e poi ci rilassiamo un attimo. Buon pranzo a tutti amici, a dopo. Riprendiamo il viaggio verso Bruges dopo aver pranzato e niente riposino oggi.
14:54, 25 minuti e ci parcheggiamo a Bruges. Domani mattina la visitiamo. È stupenda, ragazzi, quindi non perdetevi il video. Ce l'abbiamo fatta, amici. Parcheggione a Bruges. Vi faccio vedere, vi faccio vedere dove siamo. Ci sono pochi camper, guardate, vedete? Pochissimi camper, però 30 euro al giorno a notte con corrente. Ci attacchiamo subito. Buongiorno a tutti cari telespettatori da casa. Sono le 5:45 e mamma sta preparando qualcosa. Stranamente in cucina. Ma chissà cosa, ragazzi. Avete 3 secondi per indovinare. 3, 2, 1. La pasta al forno. Avete indovinato, ragazzi? Sì. Mamma sta preparando. Sì, è vero. Ma è per questo vi ho fatto il trabocchetto. Mamma sta preparando la pasta al forno non per oggi, ma per domani. Infatti ha intenzione, sotto mio consiglio, di lasciarla riposare in modo che domani sia ancora più buona. Pasta al forno quasi pronta. Nel frattempo mamma ha preparato anche le melanzane ripiene. Davide prima vi ha fatto vedere le lasagne, ma Rita sta continuando a produrre e sta producendo anche delle melanzane col tonno stavolta. Sono Ripiene di melanzana, di pomodoro. Ah, quindi vegetali totale. Sì, ok, pensavo ci formaggio. mettessi tonno oppure carne, invece no. No. Mentre invece qui stai preparando Il finocchio alla mediterranea con pomodorini, olive, cipolla. wow, ti sbizzarrisci quando abbiamo la corrente. Mi piace fare le cose al forno. 180? Sì, va bene, 180, metti sopra sotto ventilato Ma- perché ah. di solito devi fare la melanzana. Ok, sopra sotto ventilato 180 gradi, pronto. Quando paghiamo 30 euro a notte per poter parcheggiare, c'è la corrente inclusa, ovviamente ci attacchiamo anche alla stufa, che risparmiamo almeno il gasolio del cinesino, perché ci sono già 14 gradi adesso. Alle 19:37, presumo che dormiremo quindi intorno ai 10-8 gradi e la stufa è indispensabile. Mi sono acceso il boiler ed è anche quasi pronto e vado a farmi una bella doccia. Poi, come avete visto, una bella cena. Domani mattina passeggiatina mia e di Rita, Davide alla scuola, ma appena finisce andiamo a visitare Bruges e vi portiamo con noi, eh? Sembra una pizza. Sembra una pizza, sì. Invece verdure, che buone. E anche questo l'abbiamo sfornato. Adesso ci guardiamo un bel film appena uscito e niente, ci facciamo una bella cenetta. Ci siamo fatti tutti la doccia. Siamo comodi quando siamo così nelle resosta, siamo comodi. Ragazzi, ci vediamo domani per visitare Bruges. Chi non l'ha vista, ragazzi, merita di essere vista, una bella città. Buona, a domani. Ciao. Ciao. Ciao, a domani. Ciao Rita, grazie di tutto. Prego, amore. Ti stai preparando per andare a visitare Bruges? Sì. Sto restringendo un po' la gonna perché mi sta larga. Buongiorno da Bruges. È mezzogiorno, Davide ha finito la scuola e stiamo per uscire a visitarla. L'abbiamo parzialmente scoperta qualche tempo fa, forse 4 anni fa, 5 anni fa. 5 anni fa. Avevamo visto il centro, è una città stile Venezia, diciamo, dai, per intenderci. Si può visitare anche con dei battellini, con delle barche, forse fanno addirittura delle crociere di qualche giorno, perché abbiamo visto un sacco di signori con le valigie che salivano in questi battelli e quindi magari fanno proprio delle mini crociere in questi fiumi. Niente, mangiamo qualcosa in giro,
perché ormai è mezzogiorno e stiamo uscendo. Speriamo di trovare qualcosa di buono, anche un trancio di pizza, guardate, non è un problema. Sta restringendo una gonnellina che abbiamo acquistato ieri in un centro commerciale e siamo pronti. Siamo pronti, sì, ho quasi finito, ci vuole un attimo. 2 pensettine. Due piccole pence perché mi sta grande. Un po' larga, non grande. Sì, poco larga. Sì, perché sono magra. Eh sì. Eccola qua. Perfetta adesso. Sì, devi sistemarla dietro. Fai vedere, girati. Perfetta. Perfetta. Metti che brava che sono. Sì. È carina? Carina, sì. Molto carina. Molto carina. Ok, cosa ti metti? Le scarpe qui, non gli stivaletti. Uno delle due. Io avrei messo lo stivaletto perché hai cosettini. Ma ti spezza forse la... Bianchi. Ma facciamo... misuriamo uno e poi vediamo. Vediamo. Siamo pronti, ragazzi. Andiamo a visitare Bruges. Oggi una scolaretta abbiamo, guarda. Sì. Proprio una scolaretta. Dado, com'è andata la scuola? Tutto bene e forse ho anche visto Alessandro Borghese qua. Sì, qui a Bruges. Penso di sì, è passato, perché aveva no? i capelli ricci, gli occhiali da sole in uno di quei suoi furgoni. Se ci stai guardando, ciao! Tuo mito, Alessandro. Sì. Adesso 20 minuti Dado e siamo nel centro di Bruges. Ok. Si passa credo proprio da un ponte e si arriva al centro. 20-24 minuti. Dovremmo attraversare questo ponte perché Bruges tutto intorno ai fiumi e anche all'interno della città. Però sembra proprio un'isola o una penisola, perché da una parte magari il fiume non c'è, ma sugli altri 3 lati è circondata dai fiumi. Vedete, questo è uno. Guardate che curioso, ci sono queste sedie in cerchio e tante persone insieme che si siedono, mangiano, chiacchierano. Vedete le barchette che vi dicevo che fanno il giro di tutta la città? Magari dopo la prendiamo anche noi una. È bellissimo. Sono voluto entrare in una boutique qui in Belgio, qui a Bruges, perché è il regno delle birre, ragazzi. Dovete sapere che la birra più buona forse del mondo si produce proprio qui in Belgio. Guardate quante ce n'è, tutte diverse. Assurdo, assurdo da provare, qualcuna sarebbe, ma prezzi mostruosi. Una birrettina piccolina costa 4 euro. Un pacchetto di sigarette costa 11 euro, un pacchettino di sigarette fini da 20. Birre 3,90 euro, vabbè 3,50 euro, ci sta, calde in un supermarket, quindi in un bar la paghi 7 euro. C'è un po' di gente anche a Bruges a passeggio, amici, Bella giornata di sole, si può stare in magliettina, è pieno di ristorantini, di bar dove fanno tante cose buone da mangiare. Forse qua riusciamo a mangiare anche discretamente. Pensate che questa è una fila, la vedete questa qua? Questa è tutta una fila per entrare a mangiare qui. E invece queste persone sicuramente sono in fila per poter prendere la prossima barchetta, il prossimo battellino per fare il giro della città. Magari più tardi lo facciamo anche noi.
Grande? Cavolo. Ce la fai? Sicura? Sì, solo che se non mi portano la pizza si sgasa. Me la bevo È adesso. in attesa. Sono arrivate le pizze, 3 margherite, queste mi sembra che costano 12,50 € l'una. 3 pizze, 2 birre, un bicchiere di acqua, 60 €. Prosegue la scoperta di Bruges. Qui Davide 5 anni fa aveva fatto l'esperienza di praticamente visitare Bruges con la realtà virtuale. Aveva praticamente visitato tutta Bruges, tutta la città, i fiumi, nelle barche, sopra le cattedrali. Però adesso non lo facciamo, l'ha già fatto. Il centro storico è completamente transennato, non so se sia perché c'è qualche tipo di manifestazione, magari anche ecclesiastica, e deve passare qualcuno in mezzo, vedete? E ci sono tutti i turisti come noi, destra e sinistra. C'è talmente tanta gente che si fa la fila anche per passeggiare. Ho appena chiesto a una signora che lavora qua, grazie al traduttore perché parlano olandese, immaginatevi, non so parlare neanche inglese. Però Davide si è messo a dialogare con questa signora e comunque hanno detto che passa una processione tra 3 ore, è qualcosa di religioso, deve passare Sant'Efisi. Abbiamo accantonato la rubrica dei saluti, ma stiamo portando avanti la rubrica delle case in vendita. 635. Un 300.000 € per comprare una casetta qua ci vogliono, e quando va bene, se no ce ne vogliono 760, 1.150.000. No, questo è l'affitto. 1150 €. Ah, questo è l'affitto, 1.150 € al mese. Va bene, per uno ne guadagna 1.200 con 50 €, poi ti compri 3 buste di nocciolina e mangi tutto il mese. Ma ce ne sono anche più economiche, a 7,60. Ce n'è anche un po' più cara, 2.350 al mese. Mi sa che continuiamo a vivere nelle grotte, Dado. Qua alle mie spalle c'è un ristorante italiano con il menù in italiano, quindi ho potuto leggere e ho letto 2 piatti. Una scaloppina, 27 €. Siamo proprio capitati nella festa tradizionale, tipica di questo paese, ecco perché ci sono tutte queste persone. Mostruoso, ci sono milioni di persone in giro per la città. Adesso noi siamo qui nel mezzo, ma sta per passare davvero sta per iniziare la processione. Però è bello. Aspetta che le chiedo se ce l'ha una più piccolina. Sì, è bellina. Che bello anche questo. Bello? No, mi sta perfetto. Va bene. Sì, è perfetto. L'ho ristretto anche al naso. Ok. Perfetto. Bellissimo. Stavamo passeggiando aspettando questa processione, abbiamo visto un negozio di intimissimi, dentro c'è Clara, ciao Clara. Ciao. Gentilissima, Rita sta comprando 2 reggiseni. Vive da 1 anno e mezzo qua in Belgio, in una cittadina vicino a Bruges, un'oretta, che si chiama? Iper. Noi non la visitiamo perché stiamo andando al nord, magari al rientro. È un piacere. Vi aspettiamo, Grazie di tutto. Grazie. Oh, Dado, un abbraccio glielo vuoi dare? Che ti ho anche offerto una caramella, ma mannaggia sei diabetico. L'ha rifiutato. Ok, ciao Clara, buon lavoro, Ciao, buona vita, bocca al grazie. lupo. Tutte queste signorine hanno delle lettere e fanno sicuramente delle frasi per noi incomprensibili.
Siamo stati fortunati, siamo capitati davvero in un giorno di festa speciale, bellissimo, solo che non si riesce a passare, non si riesce a passare, siamo rimasti incastrati nella sfilata per mezz'ora. C'era un signore con la pancia così grande, non faceva passare a nessuno. Guardate la gente che c'è a passeggio. È probabile che vengano e raggiungano questa città per vedere questa sfilata da tutto il Belgio, è probabile, c'è troppa gente in giro.